Cosa ne pensi? È un'ordinanza giusta? Sì, è giusta, sì. Mi sembra una cosa anche giusta, bella, un po' dignitosa di a petto nudo in spiaggia, ma circolare con una maglietta semplice. Non si va in giro in paese a torso nudo. No, e neanche in costume da bagno. Un po' di dignità delle persone, perché qua in conto di stare in spiaggia tutti sono nudi, insomma, diciamo, in costume, qua invece camminiamo con qualcosa addosso, perché è giusto. L'ordinanza decoro contro bikini e torso nudo in strada trova il consenso anche dei numerosi veneti in vacanza ad Eraclea. Diciamo è una questione di buon senso, quindi magari forse viaggiare a torso nudo sarebbe anche il caso di evitarlo. Poi chiaramente ci sono tante persone, tanti modi di vedere le cose, quindi sta al buon senso delle persone, insomma. La decisione è applicata dopo le numerose sollecitazioni degli operatori del turismo, come ha voluto sottolineare il sindaco Nadia Zanchin, ha comunque suscitato qualche perplessità. Ritengo che comunque sei su una località diciamo marittima e quindi è anche accettabile che insomma uno sia magari a torso nudo. È un punto di vista sinceramente anche questo, io non ne farei più di tanto caso, però è anche vero che comunque su una località marittima, ripeto, potrebbe essere tollerato. Insomma. Le polemiche contro la decisione della Giunta non si placano, anche l'opposizione ha giudicato la nuova norma inopportuna per una località balneare. Però che differenza c'è tra la spiaggia e 50 metri più là? Cioè, non c'è grande differenza insomma, quando si è in una località balneare appunto. Frequento Eraclea Mare e non mi sembra che ci sia tutta questa grande preoccupazione. Insomma. Penso che rientri nella normalità per una località turistica che ci siano delle persone magari a torso nudo. Ecco, non vedo questo grande problema.